Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda quest'ultimo appuntamento 2022 con Enzo Cattaruzzi e Mixed, la politica di Enzo Cattaruzzi. Allora, innanzitutto buon pomeriggio Enzo e di nuovo buone feste, buon proseguimento come si dice in questi casi. Ciao anche te Omar, a tutti i telespettatori, naturalmente buone feste, che il prossimo anno sia ancora, diciamo così, sereno, ecco, diciamo sereno, perché non c'è Certo, altro da dire. Insomma, le chiaro. difficoltà ci saranno sicuro, come dalle ultime notizie che abbiamo sentito, no, sulla benzina, per cui Mm. sicuramente qualcosa di... ci sarà qualche disagio per noi del Friuli, però Beh, insomma, vedremo. tutto è nato, Enzo, proprio apriamo col discorso relativo ai carburanti, Sì, perché come sapete benissimo, dal 1° di gennaio il famoso sconto, maxi sconto in Friuli Venezia Giulia decade, in attesa insomma del rinnovo, però per circa un mesetto, nolente o volente, vedremo probabilmente il nuovo traffico, no? Il famoso viaggio della speranza, tra verso la parentesi, Slovenia. verso la Slovenia per quanto riguarda i rifornimenti, no? Ma, insomma, fa specie che insomma, in finanziaria nazionale sia scappata una cosa di questo tipo, perché cioè, onestamente, sapendo anche che il gruppo di maggioranza relativa della Camera dei Deputati è di Fratelli d'Italia, che in Friuli mi pare che ha un grosso share, quindi anche dei... non solo, ma c'è il ministro anche friulano, no? Insomma, quindi una gaffa, insomma, non da poco, ecco. Speriamo di metterla a posto, anche perché cioè, noi con lo sconto della benzina, insomma, non è che aiuti molto, ma le imprese quantomeno dovrebbero essere, no, aiutate. Quindi per un mesetto o due ci sarà un traffico in Slovenia, specialmente dalle tue parti, sostenuto, diciamo così. Beh, sicuramente terrò monitorata la situazione già a partire non dico da domenica 1° gennaio, ma da lunedì 2 gennaio. Va detto per dovere di cronaca che col 1° gennaio anche scatterà la famosa fascia zero, nel senso che i comuni a cavallo dei 12 chilometri lungo l'ex fascia confinaria orientale del Friuli Venezia Giulia entreranno in quella cosiddetta area zero, dove praticamente ci sarà un ulteriore sconto rispetto allo sconto attuale di altri 10 centesimi. Ma quello che conta, ma questo sarà soltanto approvato quando ci auguriamo prima possibile la giunta regionale si ritroverà post vacanze e la famosa firma, no? La famosa firma che permetterà insomma di mettere poi in pratica. Però la cosa che lascia perplessi, e questo mi è arrivato attraverso alcuni miei amici che sono anche gestori di stazioni di carburanti, è proprio l'arrabbiatura sul fatto che i famosi 18 centesimi dell'accise non sono stati tolti, erano stati promessi prima da Salvini e poi dalla Meloni, ma gioco di parole a parte, alla fine è sempre quella, cioè quello che conta è che i 18 centesimi rimangono e questo purtroppo, come hai sottolineato tu, peserà non solo per l'economia regionale, ma soprattutto per quei poveri gestori che dovranno giocoforza fare di necessità virtù. Già c'è l'anagramma, no? La questione. Il fatto è che probabilmente finanziaria, dato che la coperta è molto, molto corta, probabilmente è scappato questo come altre cose, insomma, speriamo metterlo a posto. Cioè, non è un errore di vedere che cercheranno di supplire, insomma, no? Poi, insomma, all'inizio dell'anno non è un bel regalo, ecco, per quanto riguarda il Friuli, anche se adesso, insomma, mi pare che siamo entrati in pieno in zona elettorale, per cui mi pare che le manovre si stanno intensificando sia da una parte che dall'altra. Il partito che è fermo ancora, che ha grossi problemi, incredibilmente è il Partito Democratico. Che non riesce in un certo senso a trovare la quadra, no? Come viene da dire. Ecco, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento con... Eccoci, Dicevo, questa... scusa Enzo, Sì, era andata via momentaneamente la sì, sì, linea, sì. mentre stavi parlando del Partito Democratico. Sì, dico, il Partito Democratico non sa se fare da vagone o da locomotiva perché non riesce a trovare un candidato a presidente, no? Cioè tutti davano per scontato che l'ex rettore Alberto Felice De Toni fosse il candidato presidente per la regione Friuli Venezia Giulia, in quanto sarebbe riuscito a coagulare un po'
tutto il mondo di centro-sinistra, escluso il 5 Stelle evidentemente, che ancora stanno lavorando, però questo non è stato. Quindi o troveranno un candidato di bandiera, anche perché i sondaggi sono impietosi, insomma, no? Federica sta veramente battendo forte, poi con questa sua lista dove porterà dentro metà giunta, dove porterà dentro tanti sindaci, ma anche tanti cittadini, diciamo così, di livello. Si parla di professionisti, di giornalisti, insomma, mi pare che sia dato da fare molto bene. Ma dall'altra parte non vedo movimenti interessanti ancora, e questo non è una bella cosa, ecco, in sostanza. Certo. Senti, dato notizia proprio dell'ultima ora, no? Questa uscita di Nicoli da consigliere regionale di Forza Italia, entra nel gruppo misto, fonda un suo partito, un partito liberale che si ispira all'area di centro. Qualche maligno, ci sono altre 2 o 3 persone che entreranno con lui a far parte di questa nuova formazione politica. Qualche maligno dice meglio togliersi prima, così si evita la raccolta delle firme, no? Ma penso che questo sia, a pensar male, diceva Andreotti, si fa peccato, però ci si azzecca, per cui a mio modo di vedere questo potrebbe essere il prodromo per il terzo polo che sbarca in Consiglio regionale, seppur in zona Cesarini, e poi darà vita a questo rassemblement che secondo me porterà a casa un range dal 6 all'8% sicuramente, perché con la diaspora del PD molti ex popolari, se non danno vita di nuovo alla Margherita, cosa che vedo un po' improbabile ancora, ma molti si riposizioneranno, insomma, è inevitabile. Certo. Senti, c'è il rischio secondo te di vedere una clamorosa classifica, non so, una lotta serrata tra Fedriga e l'eventuale concorrente dei 5 Stelle, con il rischio che appunto quello che fa parte dell'area vicino al PD in questo giro stia fuori? Ma non so se c'è questo rischio, perché qui il 5 Stelle mi pare che non gode di un share Molte elevatissimo. simpatie, ecco. Oh, penso non. Però certamente ci sono dei chiari di luna che potrebbero portare a dei tracolli repentini, come abbiamo visto. Il Partito Democratico sta perdendo molto tempo per trovare questa soluzione, e questa novità, la novità mi pare che l'hanno vista in questa ragazza romagnola, mi pare, che è ex vicepresidente della giunta regionale, che sta spostando un po' i vecchi marpioni, come Franceschini, come Fassino adesso si è messo di mezzo. È chiaro che lì c'è un po' di caos, insomma, questo è evidente, no? Quindi magari arriveranno all'ultimo secondo, chissà che magari non rivediamo qualche vecchia conoscenza di nuovo qui in candidatura in regione. Sarebbe clamoroso, però non possiamo escludere niente a questo punto. Certo, senti, per concludere, prima di farci gli auguri, Sì. che cosa ti aspetti dai botti di fine anno e di inizio anno, giustamente? Ma dei botti di fine anno mi aspetto poco. Dall'inizio dell'anno mi aspetto qualcosa di importante, perché quando uscirà la lista Federica ci saranno, secondo me, delle entrate clamorose e inaspettate, questo sì. E non solo a livello politico, perché si parla insomma di tante manovre anche Insomma, fuori dall'area politica, no? beh, sull'area della Confindustria sicuramente, abbiamo visto che Adrussi sta dando molto, molto da fare. Poi anche l'ultima iniziativa che riguarda la sanità sui luoghi di lavoro, eccetera, dove ancora una Guarda, mi volta. è appena arrivata la nota, proprio te la leggo in presa diretta, mi è arrivata in Sì, questo momento sì, la nota, Riccardi, accordo Regione Confindustria Udine per stili di vita sani. Leggo soltanto chiaramente il primo sì, sì. trafiletto. Oggi più che in passato, anche dopo la dura esperienza della pandemia, tutti ci rendiamo conto di quanto siano importanti la prevenzione e la diffusione della conoscenza delle buone pratiche per rimanere in salute e per favorire quindi di conseguenza anche la sostenibilità del sistema salute del Friuli Venezia Giulia, di cui la sanità è un sottoinsieme. Questa è la dichiarazione dell'assessore, nonché vice governatore Friuli Venezia Giulia, Riccardo Sì. Riccardi, intervenuto a Udine nella sede di Confindustria per la sigla dell'accordo regionale Work Place Health Promotion Friuli Venezia Giulia, Mi sottoscritto par dallo bene. stesso insieme ad Anna Mareschi Danieli. Mi par bene, quindi anche Udine si è allineata praticamente, e questo potrebbe essere un viatico interessante per quanto riguarda l'unione a livello regionale. Sappiamo che insomma Udine ha dei industriali di grande livello, grande lignaggio, partendo proprio dalla famiglia Danieli, quindi io penso che una soluzione la troveranno, perché è giusto trovarla, e poi vedremo se
dal lato dei sindacati ci sarà anche qualche novità, no? Perché al di là delle proteste, al di là ci vuole qualche proposta per i lavoratori che attendono. Io non dico che il lavoro si fa per decreto, ma bisogna anche spingere un momentino e trovare una soluzione. Come dire, bisogna qualche volta fare qualche passo indietro per fare due in avanti, insomma, no? La situazione non è brillante, anche se i dati economici danno in crescita la nostra regione, la prima regione d'Italia, e io spero, credo che questo dia un po' psicologicamente quella spinta in più che ai friulani non manca, ma che non guasta in questi tempi. Quindi facendo gli auguri per il 2023 a tutti quanti, io penso che dobbiamo essere molto positivi, perché come dico io le disgrazie vengono da sole, quindi bisogna essere sempre comunque positivi. Bene, grazie Enzo, chiaramente auguri a te e alla tua famiglia per un felice termine 2022 e per un buon viatico per quanto riguarda il 2023, rivolto chiaramente anche ai nostri amici all'ascolto vicini e alla visione vicini e lontani. Termina Bene, qui l'appuntamento con Mixed, grazie per la visione all'ascolto, l'informazione continua su friulitv.net. Come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. mandi mandi.